Avete assistito al 22esimo torneo Alte Adria, torneo internazionale che è diventato ormai una ricorrenza costante, un appuntamento importante per questo palazzino. Noi inizia la stagione sportiva della Castelvecchio con questo torneo. La Castelvecchio grandista, così definita, e la squadra della società sportiva dilettantistica polisportiva Nord-Est è un punto di riferimento in Friuli per la pratica e la diffusione dello sport a favore di atleti che in questo sport hanno trovato, come avete visto, nuove esperienze di vita. Abbiamo aperto il gioco, abbiamo dato il via ufficiale a questa stagione sportiva con questo torneo, ospitando, come avete visto, squadre dall'Austria, dalla Slovenia e dall'Italia. E avete visto con i vostri occhi cosa deve essere questo sport, una sfida che insegna a superare i propri limiti e anche un segno di socialità, di integrazione, un momento di amicizia e di opportunità. E a questo 22esimo torneo avete visto i Sitting Bulls dall'Austria, la PDM di Treviso, la squadra Mercator Lubiana e la Castelvecchio Gradisca. E facciamo un applauso. Un applauso che verrà immediatamente seguito dalle premiazioni e innanzitutto le chiedo agli altri di venire qui accanto a me perché li premieremo con un omaggio quale senso di gratitudine. Chiamiamo qua il signor Figus da Udine, il signor Tenzo da Trieste e il signor Sauer da Trieste. Grazie a tutti. Consegniamo adesso la quinta Coppa Fair Play Alfredo Tinunin e chiamo il signor Gozzi Claudio e il signor Rigotto Alberto. Il signor Gozzi Claudio premia la squadra Mercator Lubiana. E mentre il signor Gozzi premia, io chiedo due parole al signor Rigotto Alberto, che è il presidente della Polisportiva Udinese 2.0. Sì, brevissimamente buongiorno a tutti. A me fa molto piacere aver partecipato alla consegna del premio Fair Play perché appunto poi è una parola inglese ma che in realtà in italiano significa riuscire a garantire a tutti i contendenti la stessa dignità, la stessa possibilità di avere regole uguali per tutti, non solo appunto nello sport ma anche nella vita, ed è questo un segnale importantissimo che anche oggi è stato dato con questa bella partita, oltretutto è combattuto fino alla fine, e questo torneo per me è la sua 22esima edizione, ed è questo un po' che anche vuole fare la Polisportiva Udinese, che unisce non solo squadre professioniste come appunto l'Udinese Calcio, di cui io sono il direttore amministrativo, ma anche appunto squadre come meno, come dire, non professionistiche, ma che in realtà appunto danno il senso allo sport in generale, e quindi non solo calcio ma appunto anche tutti gli altri sport, e oggi questa è una grande testimonianza. Grazie a tutti e complimenti davvero per questa grande iniziativa. Grazie signor Rigotto. Procediamo alla grazia con la premiazione per la squadra quarta classificata. Chiamerei qui vicino a me il signor Diego Moretti, che è consigliere regionale del Friuli Venezia Giulia, al quale chiedo di farci un paio di parole. Velocissimo, per ringraziare innanzitutto la Polisportiva Nord-Est per l'invito odierno, per complimentarmi con i giocatori che veramente hanno dato vita a un alto livello di prestazione sportiva, che come ha detto Carlo Cattai, insomma, rappresenta un po' tutto quello che è stato detto e non voglio ripetere, ma per ringraziare soprattutto i dirigenti che fanno un altissimo lavoro, che volontariamente fanno un altissimo lavoro di assistenza nei confronti dei giocatori, ma soprattutto di socialità nei confronti delle loro comunità, e tutti quegli sponsor, tutti i fondi pubblici e soprattutto privati che permettono a
questa attività, tutti gli sport paralimpici, di poter esprimersi in maniera importante, perché veramente rappresentano un alto tasso di sensibilità e un alto tasso di socialità in una comunità, quella di Ledisca, che veramente può considerarsi orgogliosa di rappresentare non solo la sua provincia ma tutta la regione in questo tipo di attività di campionato. Quindi veramente grazie e complimenti ancora. Grazie Diego. Il signor Marecchi Diego premia una squadra quarta classificata, la PDM Treviso. Molto bene, premiamo ora la squadra terza classificata e chiamo vicino a me la signora Ambrosio Marinella. Signor Ambrosio è il presidente regionale di CIP, chiedo anche lei un commento. Quando si entra in questa palestra passano tutte le fatiche, tutte le arrabbiature, le burocrazie e delle complicazioni. Vedere il livello tecnico così elevato è davvero quanto abbiamo sempre sognato. E quindi la gratitudine è davvero profonda a tutti gli atleti, prima di tutto per lo spettacolo che date ogni volta in ogni torneo. Non importa aver perso, ma il livello che dimostrate è davvero ben augurare per il campionato che state per affrontare. Parlo dei padroni di casa, ma grazie al confronto con squadre di alto livello avete davvero la presenza delle qualità che avete da tirar fuori entro breve. Sono certa che farete una grandissima prestazione anche quest'anno. E complimenti a Igone per la durata della sua società straordinaria. Sei un esempio per tutti e grazie a te, a tutta la tua società che ha creato la storia del basket paralimpico in Friuli Venezia Giulia. Sono certa che questo sia davvero un esempio, un punto di riferimento straordinario per tutti. Noi insieme al Presidente del CONI parliamo sempre di sport per tutti e questo è un esempio di unità anche con la sua presenza qui oggi. Quindi davvero grazie a tutti, grazie al tavolo della giuria, a tutti quelli che hanno collaborato per una prestigiosa edizione anche quest'anno, davvero meravigliosa. Vi auguro di proseguire, di non arrendervi mai davanti a nessuna difficoltà. L'avete fatto a testa alta e sono certa che ci guiderete ancora per molto molto tempo. Grazie ancora a tutti. Grazie Marinella. La signora Ambrosio, presidente regionale del CIP, premia la squadra terza classificata Mercator Ljubljana dalla Slovenia. Grazie, ancora un applauso agli amici sloveni. Chiamo la signorina Terraneo Benedetta, che è rappresentante dell'azienda agricola Castelvecchio, main sponsor della nostra società. I genitori non sono riusciti a venire, è venuta questa bella ragazza, se vuole dire due parole. Buongiorno a tutti. Da tanti anni la mia famiglia sostiene il basket di Gradisca. Oggi in concomitanza c'era la Barcolana, essendo molto sportivi i miei genitori hanno partecipato alla regata, quindi non hanno potuto essere qua. Vi porto i loro saluti, vi ringrazio perché mi sono molto divertita. Questi ragazzi sono fantastici, veramente ho visto del basket. Quindi un applauso a voi perché siete stati incredibili e immagino che come io tantissime altre persone oggi abbiano provato insomma le stesse emozioni. Quindi grazie e bocca al lupo per la stagione perché mi sembra che sia appena iniziata. Grazie alla Benedetta, la signorina Terraneo Benedetta premia la squadra seconda classificata, la squadra di casa da Castelvecchio Gradisca. Molto bene, grazie a tutti. Chiamo per
Per finire, qui accanto a me il signor Brandolin Giorgio e la signora Tomasinzi Linda. Il signor Brandolin Giorgio, a cui passo un attimo il microfono, è presidente regionale del CONI. Prego Giorgio. Agli amici che vengono da fuori, il CONI è la famiglia di tutti gli sport. Per quanto mi riguarda, è famiglia veramente di tutti gli sport, fatti secondo la nostra organizzazione, con atleti olimpici e con atleti paralimpici. Marinella, che prima vi ha parlato, sa come io abbia sempre pensato che non c'è nessuna differenza tra gli atleti. Vi abbiamo premiato quelli del Friuli Venezia Giulia che sono stati alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi assieme, e quindi questa mattina sono venuto qui intanto per grande rispetto che io ho verso Egone. Sentitemi, perché sono personaggi che hanno creato questa polisportiva e che continuano a dare risposte a persone, come dire, che hanno avuto un momento di difficoltà nella vita. Sono venuto qui anche per ringraziare la famiglia Terraneo, nella bella ragazza Benedetta rappresentata. Ringraziami tuo papà e tua mamma per ciò che fate nel mondo dello sport, del basket di carrozzina, e sono venuto anche per ringraziare l'amministrazione comunale che dà la possibilità al basket di carrozzina di giocare qui, che cerca di fare con gli sforzi che ha e con le difficoltà che ha ogni giorno di mantenere in vita l'attività sportiva in questa bella cittadina, e soprattutto a grande sensibilità verso il vostro mondo e il vostro sport. E quindi a nome dell'intero movimento sportivo del Friuli Venezia Giulia io vi dico un grazie, avete fatto un bel spettacolo, io ho visto qualche passaggio, vi conosco molto bene, auguro a tutti voi un in bocca al lupo, toccatevi quello che dovete toccare per il vostro campionato che tra poco comincerà. Auguri a tutti. Grazie per parole, carissimo Giorgio. E sentiamo ancora un commento da parte della signora Tomasinzi Glinda, sindaco del comune di Gradisca. Grazie, un molto piacere. Porto il saluto dell'amministrazione comunale a tutti gli atleti, gli spettatori e anche alle autorità che oggi sono qui per queste premiazioni. Da parte dell'amministrazione comunale c'è un sostegno, la vicinanza alla squadra, credo da quando è nata, da più di 20 anni. 22 anni per la precisione, quindi una lunga storia del basket in carrozzina qui a Gradisca, che se è stata così lunga perché appunto ci sono state tante persone accanto alla squadra che sono state tutte nominate, che io continuo a ringraziare. E quindi insomma c'è il ringraziamento per chi ha lavorato finora, ma anche diciamo l'incoraggiamento per chi porterà avanti, credo, questa storia, insomma, anche in futuro. L'amministrazione comunale cerca di fare il possibile, stiamo lavorando sugli impianti e credo che insomma fra poco, insomma, il bilancio toccherà anche a questo, perché insomma ha bisogno di un po' più di un maquillage. E quindi insomma questo consentirà a tutti poi di giocare in questa struttura insomma con un impianto adeguato e anche con una diciamo stando bene qui in questa struttura. Da parte nostra come amministrazione comunale abbiamo anche diciamo la gratificazione di avere una squadra che milita in Serie A, quindi ai massimi livelli, anche la possibilità di ospitare ospiti che vengono da fuori ogni anno con questo torneo, anche con poi la Lega del basket in carrozzina che fate nei Balcani, quindi questo ci consente anche come amministrazione comunale di andare fuori dal nostro territorio portando il nome di Gradisca. Quindi vi ringrazio, grazie a tutti gli ospiti, a tutti gli atleti e poi bocca al lupo da parte mia per la stagione che verrà. Grazie Linda. La signora Linda Tomasinzi, sindaco del comune di Gradisca, e il signor Giorgio Brandolin premiano la squadra prima classificata al 22esimo torneo internazionale Alpe Adria, la squadra dei City Boys dall'Austria.
Bravissimi, complimenti ai vincitori del torneo. Grazie a tutti, siamo arrivati ai titoli di coda di questo 22esimo torneo. Vi invitiamo a partecipare, a fermarvi ancora qualche minuto, partecipate al rinfresco che è allestito qui fuori, quindi vi invito a trasferirvi qui fuori e mentre vi trasferite, per non annoiarvi, io faccio i titoli di coda ringraziando casualmente Linda Tomasini, sindaco del comune di Gradisca, David Cernic, assessore allo sport del comune di Gradisca, la presidente dalla Polisportiva Nord-Est, da Gradisca e dalla Polisportiva Udinese è tutto. Arrivederci al prossimo evento. Ambrosi, presidente regionale CIP, il signor Giorgio